Seconda parte di Sicilia 24, i carabinieri di Mineo hanno arrestato 5 rapinatori di Paternò nel catanese con l'accusa di furto aggravato in concorso. Nel mirino dei malviventi è finito il Residence degli Aranci, un enorme complesso residenziale utilizzato fino al 2019 come centro di accoglienza per richiedenti asilo finanziato dallo Stato. L'enorme complesso residenziale era diventato da alcuni mesi oggetto di ruberie di strutture metalliche, soprattutto manufatti in rame, la cui asportazione ha provocato alla società proprietaria danni ben superiori al €1.000.000. I 5 componenti della gang del rame sono stati arrestati dopo un breve inseguimento. Per 4 si sono aperte le porte del carcere, mentre un quinto, l'unico incensurato, è finito ai domiciliari. Andiamo a Messina, dove è stata fatta esplodere l'ultima vecchia campata del viadotto Ritiro. Autostrada chiusa per alcune ore. A fine mese dovrebbero iniziare i lavori di ricostruzione, ma i disagi alla circolazione stradale sono davvero tanti. Francesco Triolo. Le immagini sono spettacolari. L'ultima campata del viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina viene giù con una serie di piccole esplosioni controllate. È l'ultimo pezzo del vecchio ponte ad andare giù e segna l'avvio del percorso che deve portare al traguardo entro febbraio per la sua ricostruzione completa, iniziata nel 2016. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la zona centro-nord della città quando erano le 6:30. Ad eseguire la demolizione è stata una società specializzata, la Nitrex, che già aveva buttato giù, ad esempio, il viadotto San Giuliano in provincia di Caltanissetta. I tecnici hanno apposto tante piccole microcariche posizionate nei punti strategici, quindi sono stati rimossi dei dai tratti sottostanti al punto di detonazione. L'autostrada nel tratto tra Messina Boccetta e Rometta è rimasta chiusa sino alle 6 ed è stata riaperta poco dopo le 8 con le pattuglie della polizia stradale, che hanno presidiato gli svincoli indirizzando le auto verso percorsi alternativi. Quello di oggi era un passaggio necessario prima della ricostruzione, che inizierà tra un paio di settimane. Il tempo per consentire ai lavoratori del cantiere della Toto di fruire delle ferie estive e poi a fine mese si dovrebbe ripartire con un obiettivo, quello di completare i lavori entro il febbraio 2024. 6 mesi nel corso dei quali i disagi saranno diversi, perché dalla scorsa settimana è stata chiusa l'uscita di giostra per chi proviene da Villafranca, proprio per consentire il collegamento con la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro. Prima qualche disagio, mettiamola così, all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, che ha peraltro raccontato sui social, e poi il viaggio verso Augusta, dove ha raggiunto il pubblico che lo aspettava per la sua data, per il suo concerto. Parliamo di Pupo, che si è raccontato ieri sera con le sue canzoni e non solo, e ha dichiarato, insomma, è stato bello iniziare, perlomeno tornare da dove ho iniziato il servizio. Grazie per l'affetto e la stima che mi riconoscete e che è totalmente contraccambiata, e non lo dico così per ottenere un consenso, ma lo dico convinto. Una stima che Pupo porta con sé nel cuore. Toscano di origine, ma la Sicilia è una regione che ama molto. Per lui cantare qui ha un significato particolare. Io ho iniziato la mia carriera proprio da professionista in Sicilia nel 76 al Carnevale di Acireale, è la mia prima prestazione da professionista come Pupo, e per me è tornare alle origini ed è un'emozione fortissima, e io nei siciliani trovo un riscontro unico. Questo è l'effetto che Enzo Ghinazzi ha trovato ad Augusta, dove torna 33 anni dopo portando i saluti di Rosario Fiorello. Io quando ho detto a Rosario che venivo a cantare ad Augusta, mi ha detto: io la amo Augusta, ci vengo ogni tanto, e mi ha detto: salutami Augusta, con piacere, lo farò. Quindi vi porto i saluti di quello che è stato per tanti anni un vostro concittadino illustre. Una piazza pienissima, tutti a cantare e ballare i pezzi più belli, quelli che hanno fatto la storia della musica italiana, molte hit del passato che sono presenti anche nelle playlist di oggi. Sulla carta d'identità quasi 70 anni, ma con la sua vitalità ne dimostra molti di meno. I fan lo hanno sempre amato per cantare uno dei suoi pezzi più apprezzati, scritto da Cristiano Malgioglio. Pupo ha chiamato alcuni di loro.
Sicilia la lunga estate di musica non è ancora finita. Ci fermiamo ancora e nell'ultima parte il calcio delle siciliane. E chiudiamo il nostro telegiornale con il calcio delle squadre siciliane divise tra campo e in particolare mercato. Il Catania, ad esempio, ha il nuovo portiere, si chiama Alessandro Olivieri, ma sentiamo Angelo Gagliano. Si avvicina il primo impegno ufficiale per il Palermo, che il 12 agosto sarà in scena a Cagliari per il primo turno di Coppa Italia, e pian piano nella quiete di Pinzolo si affinano gli schemi in vista del campionato. Rosanero in campo domenica per un'altra amichevole, questa volta contro il Trento, dell'ex tecnico Tedino. Corini ed il suo staff, in particolare Lanna e Bovo, stanno lavorando molto sui movimenti difensivi. Si è rivisto in campo anche Buttaro, che sta smaltendo una brutta botta alla caviglia. E in queste ore in Trentino è atteso l'arrivo di Diego Valencia, che ha lasciato il ritiro della Salernitana per aggregarsi al gruppo rosanero. E non finisce qui, visto che la dirigenza palermitana ha messo nel mirino Rivas e Di Chiara, entrambi della Reggina. In uscita, l'ex romanista Soleri sarebbe finito nel mirino del Brescia, mentre in Serie C il Catania ha il nuovo portiere. È il 26enne Alessandro Olivieri, lo scorso anno a Pisa, e arriva ai piedi dell'Etna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il DS Laneri è in cerca anche di 2 difensori ed un altro attaccante. Ma il mercato di Serie C è complicato anche dalla questione ricorsi. Lo slittamento del campionato consente comunque al Catania, che continua a lavorare a Zafferana, e alla Messina di scandagliare il mercato con maggiore serenità. Riflette il Messina, come detto, completato il mosaico degli under, il club giallorosso si concentra sugli over. Dal ritiro in Sila, mister Modica lo ha ribadito più volte, si aspetta almeno 3 innesti di qualità nei settori nevralgici del campo. Uno potrebbe essere il play Mungo, di proprietà della Viterbese. Gli altri investimenti saranno concentrati su un fantasista ed un attaccante in grado di andare in doppia cifra. Intanto a San Giovanni in Fiore è arrivato e si è aggregato l'attaccante esterno Marco Zunno, classe 2001, l'ultima stagione in Serie C con le maglie di Novara e Piacenza. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, io naturalmente vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.